Eccoci qua, introduciamo lo spazio di approfondimento dedicato alla campagna informativa della TGR Italia 2.0. Questa mattina parliamo di servizi digitali, se volete anche dell'identità digitale. Lo facciamo con l'ospite di questa mattina che presentiamo, è Simone Puksic, qui alla mia sinistra. Simone Puksic è presidente di INSIEL, il braccio operativo dell'ente regione per quanto riguarda proprio i servizi digitali. Si è insediato da poco, dal dicembre del 2014, e con lui parleremo proprio di questo universo che sta piano piano diffondendosi anche nella nostra regione, che ha una buona performance in questo settore. Allora, io le chiederei subito che cos'è l'identità digitale e allo stesso tempo le chiedo quali vantaggi può dare ai cittadini. Allora, intanto buongiorno a tutti, ai nostri telespettatori, grazie dell'invito che mi avete fatto. Intanto inizio presentando la nostra azienda, INSIEL è l'azienda informatica della nostra regione, il braccio operativo che si occupa appunto di erogare servizi all'ente regione, agli enti locali e alla sanità. Oggi è molto importante parlare di identità digitale perché è quel sistema che ci permette di accreditarci all'interno di una piattaforma informatica e di poter usufruire di tutti i servizi digitali che la pubblica amministrazione ci mette a disposizione. Per esempio, così facciamo subito capire anche ai nostri telespettatori, qualche mese fa si è parlato, per dire, dell'esenzione dal super ticket. INSIEL ha predisposto il software, però c'è anche un tema legato all'età media dei cittadini di questa regione. Ci sono stati anche proprio ieri i dati diffusi dall'Istat, magari il cosiddetto digital divide, che è anche una questione culturale. È un lavoro che comunque va fatto con attenzione e con molta cura, altrimenti si rischia di fare un po' di non essere efficienti e efficaci come uno vorrebbe. Direi che è soprattutto un digital divide culturale. Abbiamo due fronti, uno è le infrastrutture. Da questo punto di vista la nostra regione a livello italiano è molto avanti, stiamo portando la fibra ottica praticamente in ogni comune della nostra regione con un progetto che si chiama Hermes, che è stato fortemente voluto dall'amministrazione regionale e che si concluderà entro la fine di quest'anno e sarà la più grande infrastruttura di telecomunicazioni pubbliche di tutta Italia. Poi appunto c'è un tema anche legato al digital divide culturale ed è per questo che la nostra regione già l'anno scorso ha sposato un progetto che si chiama GONFVG e che ha proprio l'obiettivo di diffondere competenze digitali a cittadini, imprese e pubblica amministrazione per metterli nella condizione di poter fruire in maniera più semplice dei servizi e delle tecnologie oggi disponibili. Quanto tempo servirà ancora per arrivare a una piena affermazione dell'identità digitale? Lei di recente è stato in Estonia e lì è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, è tutta un'altra nazione, che per numero di abitanti è molto simile al Friuli Venezia Giulia, sono 1.300.000 abitanti, è una nazione che ha puntato moltissimo sulla digitalizzazione, ha potuto farlo perché è partita da zero 15 anni fa. Lo diciamo ai nostri telespettatori, con una singola password si può andare dai servizi alla scuola, ai servizi con gli enti pubblici, ai servizi sanitari. Sì. È molto simile a quello che stiamo cercando di implementare anche in regione. Esiste un progetto nazionale che si chiama SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. In Friuli Venezia Giulia questo sistema si chiama Login FVG e permette ai cittadini di potersi accreditare attraverso una piattaforma online e di poter fruire dei servizi che noi eroghiamo. Parliamo di cultura digitale, allo stesso tempo le opportunità sono affiancate anche dai rischi. Molte volte, anzi ne stiamo sentendo parlare molto anche legato alla questione della privacy, in maniera anche un po' più prosaica. Cosa succede magari quando c'è un blackout? Si ritorna alla vecchia carta, perché poi diciamo la cosa principale, andare verso una digitalizzazione fa risparmiare anche tempo, soldi e aumenta la competitività di un'area, è quello l'obiettivo, però ci sono dei rischi. Quali secondo lei e come possono essere affrontati? Ma diciamo, se c'è banalmente un blackout, abbiamo dei sistemi di backup per cui il sistema informatico continua ad erogare i servizi. Oggi come oggi è molto importante comunque implementare sempre di più questa infrastruttura per renderla sempre più competitiva, sempre più performante. E oggi come oggi direi che l'unico driver che ha la pubblica amministrazione per erogare servizi sempre più competitivi e sempre più incentrati al cittadino è l'utilizzo dei sistemi digitali e del digitale. Mi può dire una delle prossime tappe di INSIEL verso appunto questa digitalizzazione o comunque questo fornire servizi digitali al cittadino? Prima parlavamo dei servizi sanitari. Sì. Cosa c'è in programma?
Allora, noi abbiamo varato l'anno scorso un piano industriale 2014-2017 che rimette il cittadino al centro dei nostri servizi. Ci sono 4 pilastri su cui si fonda, uno è la trasformazione, uno è la semplificazione, quindi servizi sempre più semplici per il cittadino, uno è l'innovazione, quindi vogliamo portare servizi che siano l'avanguardia, che siano alla frontiera dell'innovazione digitale, e uno è la comunicazione, quindi cercare di comunicare sempre più e sempre meglio al cittadino quello che oggi può fare. Le faccio un esempio: abbiamo da qualche mese implementato un servizio proprio in ambito sanitario che permette di, attraverso un sito mobile, quindi dal proprio smartphone, un'app diciamo, permette di vedere i tempi medi di attesa e la coda in ogni singolo pronto soccorso della nostra regione. Questo è un servizio diciamo tecnicamente abbastanza sfidante, che permette però al cittadino in maniera semplice di fruire di informazioni e quindi di poter decidere, qualora malauguratamente debba recarsi al pronto soccorso, qual è il pronto soccorso in quel momento più, diciamo più... dove si aspetta meno, però questo per dire è un caso concreto in cui una persona può valutare come utilizzare il proprio tempo, come utilizzare le proprie risorse. Bene, noi ringraziamo Simone Puksic per essere stato questa mattina con noi, continueremo ancora a parlare di Italia 2.0, lo faremo anche nei nostri spazi informativi di oggi, anche nei prossimi giorni, però ora ridiamo nuovamente la linea all'Osmer ARPA per tutte le altre informazioni.